Siamo giunti alla quinta corsa dall'Alcoveggio, un confronto per una condizionata, sono tutte femmine sul miglio, 7 dietro le ali dell'Autostart, questo è lo schieramento: 1 Violet Vic, 2 Amber Kronos, 3 Ursula Trio, 4 Vacilia, 5 Vian Rose, 6 Ulassai, seconda linea, 7 Tempesta Lux, corsa molto incerta con Amber Kronos che chiude favorito. Allieva di Giorgio Cassani, completamente sferrata, numero 2 dello schieramento. Partiti in questo momento con la velocità iniziale di Vian Rose che cerca di superare Amber Kronos che si oppone. Amber Kronos ha superato Violet Vic, si oppone a Vian Rose che insiste ma deve adeguarsi. E Amber Kronos sfila così con Vian Rose che deve ripiegare in terza posizione dopo 150 metri di gara. Primi 200 in 14,7 per Amber Kronos che conduce davanti a Violet Vic. Più indietro c'è in quarta posizione Ursula Trio, via via le altre. E intanto il quarto iniziale in decelerazione viene completato in 36, 15,9 questa frazione. All'esterno si muove Tempesta Lux. Tempesta Lux progredisce ma subisce l'anticipo di Ursula Trio, che anzi le vuole forse prendere la scia e la lascia andare per seguirla all'esterno. Tempesta Lux in carica quindi di muovere le acque. Dopo 600 metri in 47,3 ha tirato i remi in barca Amber Kronos, 16,7 il parziale in curva. Ora riprende ad accelerare sulla progressione graduale comunque di Tempesta Lux che si trascina Ursula Trio e quindi Ulassai. In coda è Vacilia. Amber Kronos sempre leader su Violet Vic al completamento del chilometro in 1,17,5. Viene in terza ruota ora Ulassai e con parziale interessante si porta a ridosso dei primi. Da lato di Violet Vic che sempre in scia ad Amber Kronos che ha ripreso ad accelerare, 14,6 il parziale con Amber Kronos, Violet Vic e Ulassai, questi tre che si distaccano dal resto dei concorrenti. Completamento della piegata, ingresso in retta, Amber Kronos in vantaggio, ci prova Violet Vic, ci prova Ulassai, ultimi 100 di gara con Amber Kronos leader ancora 50 dalla conclusione. Violet Vic però si ingamba a centropista insieme a Ulassai, passa Violet Vic, vince su Ulassai, al terzo chiude Amber Kronos. Violet Vic e Nando Pisacane hanno ragione nel finale di Amber Kronos che cala i 100 conclusivi e viene battuta anche da Ulassai. Andiamo a rivedere le fasi finali, in testa fino a una trentina di metri dal traguardo. Amber Kronos deve cedere il passo a Violet Vic che vince poi di una incollatura abbondante su Ulassai, mentre al terzo finisce Amber Kronos. Quota di 4,39 per l'allieva di Paolo Romanelli guidata da Nando Pisacane. Secondo posto per Ulassai, al terzo Amber Kronos.